Assessore Santoro, cosa farà la Regione per risolvere il problema del Passo della Mea? Beh, la Regione si è già attivata con FVG Strade che immediatamente ha attivato la ditta che è concessionaria delle manutenzioni e che dobbiamo ringraziare per la tempestività con cui ha liberato tutta la sede stradale. Adesso si è valutato appunto il lavoro urgente da fare e quindi ci sarà una fase di messa in sicurezza dei versanti e con contemporanea collaborazione dell'amministrazione comunale che porterà via tutto il legname che si è schiantato nei versanti. È una situazione appunto che siamo riusciti a affrontare immediatamente e che nel tempo, da qui a che arriva la neve, perché questo è un luogo nel quale la neve arriva e arriva anche copiosa, dovrà vedere la messa in sicurezza di tutte le situazioni di precarietà e pericolo, proprio perché questa strada, ancorché minore, ha comunque un ruolo importante per le comunità locali. Un sopralluogo col sindaco di Reggio per capire cosa è successo su questa strada regionale che collega la valle di Passo Talamea e anche l'abitato di Uccello che era rimasto isolato. Quando è successo? È successo giovedì scorso, se non vado errando, il giorno 10 verso le 5 del pomeriggio. È stato un fortunale molto violento che appunto ha compromesso tutta la viabilità che da Ucea porta su al valico di Tanamea. A Ucea vive una comunità appunto resiana, una frazione operativa di Reggio. Per fortuna che siamo riusciti con la nostra squadra della protezione civile ad aprire la via che da Reggio collega Ucea e quindi la viabilità non è stata del tutto compromessa per quel che riguarda i cittadini di Ucea, mentre invece per quanto riguarda la viabilità vera che dal valico di prima categoria con la Slovenia conduce alla statale 13 naturalmente è stata completamente isolata fino ad ora e non si sa ancora per quanto tempo. Auspichiamo che nell'arco di un mese o 2 mesi la cosa si risolva.